Sono Paolo Veclani, figlio di Veclani Giancarlo, chiamato nell'ambiente del nuoto Cianci. Mio papà ha incominciato come atleta qui alla Rarinantes Venezia negli anni 47, seguendo le direttive di Nane De Pità, a quei tempi tecnico del dopolavoro ferroviario Venezia. Ha incominciato anche lui a intraprendere la strada da allenatore. Nel 1952 andò ad allenare la maestrina nuoto e nel 1954, sempre tramite la Federazione Italiana Nuoto, prese il brevetto di allievo allenatore. Nel 1962, essendo dipendente della Ferrovia dello Stato, papà ha dovuto fare le veci, diciamo, come direttore e allenatore qui dell'impianto del dopolavoro ferroviario. Negli anni 70, penso 73, la piscina venne chiusa definitivamente e dal 73 fino al 1985 ritorno a Mestre ad allenare la maestrina nuoto. Dal 1979 fino a 8 mesi fa, che è mancato, è stato collaboratore della Veneziana Nuoto di Mestre, che si è trasferita con la società a Mestre con gli impianti sportivi di Mestre. Mio padre, come tecnico, è stato un gran vincente. Ha insegnato prima di tutto di essere uomini, di essere onesti, e dopo queste caratteristiche qua personali ha cercato di dare quella carica, quella grinta sia in allenamento che nelle competizioni. Il più bel ricordo è stato Amedeo Chimisso, che peritò nel 1968 nei cieli di Brema. Chimisso, diciamo, è stato un secondo figlio per mio padre, in quanto l'ha portato nella retta via, perché era un ragazzo un po' vivace, aveva un cuore enorme, soprattutto nel starmi vicino, perché ero piccolino, mi coccolava e mi dava anche dei consigli, perché cominciavo anch'io, diciamo, le prime esperienze natatorie. Con Chimisso mio papà ha vinto diversi titoli italiani. Il più bello che mi ricordo, che ero presente, è stato nel 1964 ai campionati assoluti di Napoli, e vinse il titolo dei 100 e 200 d'orso e i 200 misti. E dopo Chimisso papà ha scoperto altri grandi atleti come i fratelli Ferdina, i fratelli Salvadori, e poi giovani atleti degli anni 70-80, Monica Corò, Andrea Furlan, Tomasini Roberto, Voltan Piero, e poi tanti altri ragazzi che parteciparono ai campionati italiani. Questi che ho appena citato sono tutti atleti
che sono andati in nazionale. Che dire del mio padre, è stato un grande. E nel 1972 feci il primo corso di istruttore di nuoto, dopodiché nel 1974 il corso di istruttore secondo livello e nel 1976 il brevetto di allenatore di nuoto della Federazione Italiana Nuoto, acquisito con gli esami a Roma. E dal 1976 alleno anch'io e dal 1996 lo faccio professionalmente. Le mie esperienze sono state ad allenare la Messina Nuoto, scoprire piccoli talenti come Monica Corò, Andrea Furlan, Luca Bertin, la Bertin, sorella, i fratelli Bucci, e dopodiché sono passato alla Serenissima Nuoto nel 1983 fino al 1996 e lì come allenatore scoprì un gran talento che si chiama Giacomo Ciutto e tanti altri ragazzi fortissimi che conquistarono la nazionale e anche titoli italiani. Dal 1996 al 2004 ho seguito la Reinantes Venezia della Giudecca Saccafisola, presieduta da Gianni Zanardo, come istruttore, coordinatore e allenatore di pallanuoto, raggiungendo la Serie C. Dal 2004 ad oggi, a tutt'oggi, seguo il Milano Nuoto come allenatore e devo dire orgogliosamente dal nulla adesso siamo quasi la prima realtà del Veneto a livello giovanile e a livello nazionale diciamo da questi 7 anni ho creato un bacino di atleti di livello nazionale.